Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Inevitabile partire dalle immagini che ci portano a Roma per i funerali di Papa Francesco. Tutto il mondo guarda alla città eterna, alla capitale. Sono momenti di profonda commozione, di preghiera. Le immagini che vedete sono quelle di Vatican Media. La cerimonia che si sta avviando alla conclusione, poi come sapete ci sarà il corteo per le vie di Roma, una cerimonia chiaramente molto partecipata, oltre 200.000 le persone che si stimano essere nella capitale in questi minuti, in queste ore sono confluite fin dalla giornata di ieri in maniera anche ordinata, un dispiegamento di uomini e di forze dell'ordine davvero eccezionale. Ci sono anche gli uomini, gli operatori della Protezione Civile del Veneto. Fra poco ci collegheremo con Armando Lorenzini, che è responsabile della Protezione Civile di Verona e coordinatore degli uomini e delle donne della Protezione Civile del Veneto. Ma prima appunto colleghiamoci per un attimo con Piazza San Pietro. La tua parola è fedele dispensatore dei divini misteri. Ammettilo, ti preghiamo, nel santuario del cielo, a godere dell'eterna gloria con tutti i tuoi eletti. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che nella tua bontà gli hai concesso per il bene del tuo popolo. Ad utilitatem plebis tue ei concessisti. Alla Chiesa, privata del suo pastore, dona il conforto della fede e la forza della speranza. A te, Padre, sorgente della vita, nello Spirito vivificante, per Cristo, vincitore della morte, ogni onore e gloria nei secoli dei secoli. Restiamo ovviamente con le immagini a Roma. Do il benvenuto ad Armando Lorenzini, all'ingegnere Lorenzini, responsabile della Protezione Civile della provincia di Verona, oggi nella veste di coordinatore degli uomini della Protezione Civile del Veneto che si trovano a Roma per supportare le operazioni di protezione civile e di pubblica sicurezza. Buongiorno ingegnere. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, immagino che siano momenti delicatissimi, lo sono. Le chiedo di illustrarci quanti siete e dove siete posizionati, cosa state facendo proprio in questi minuti, in queste ore delicatissime anche per la sicurezza nazionale. Sì, allora buongiorno a tutti, io mi sono staccato un attimo dai miei uomini. Siamo circa 30-35 persone da mercoledì che fino ad oggi hanno dato la mano alla Protezione Civile Nazionale per gestire questo evento dei funerali del Papa Francesco e abbiamo collaborato appunto con le altre forze di Protezione Civile nazionali per assistenza alla popolazione. Come avete detto ci sono oggi più di 200.000 persone, ma in questi giorni ne sono passate altre 250.000 e quindi era necessario creare un cordone di sicurezza e di assistenza ai fedeli che si avvicinavano appunto alle esequie del Santo Padre. Abbiamo dato indicazioni, abbiamo instradato i fedeli, abbiamo dato acqua nei momenti appunto di bisogno, abbiamo assistito anche persone che hanno avuto bisogno di un'assistenza sanitaria perché magari stando al sole o in piedi tante ore avevano bisogno appunto di un aiuto. Senta, ingegnere Lorenzini, quindi siete una squadra particolarmente nutrita. In che angoli della città vi siete posizionati? Allora, durante l'esposizione della salma di Papa Francesco abbiamo dato assistenza più che altro nella zona di San Pietro. Invece oggi il Dipartimento ha posizionato 140 postazioni con circa 10 volontari per ogni postazione, quindi 1400 volontari. Al Veneto è stato dato praticamente la piazza del San Pietro, la via della Conciliazione e la parte finale di via della Conciliazione, quindi siamo abbastanza
uniti nella zona qua centrale di Piazza San Pietro. Siamo 35 uomini, come dicevo, che provengono da tutte le province del Veneto e anche 3 volontari di Agesci, gli scout cattolici italiani. E senta, ingegnere Lorenzini, lei l'anno scorso aveva coordinato, se non sbaglio, anche la giornata memorabile, storica, la visita di Papa Francesco a Verona. Anche quella era stata una giornata eccezionale per impegno sicuramente diverso. Avere appunto Papa Francesco a maggio del 2024 presente a Verona, e anche lì abbiamo fatto un lavoro veramente grande con i volontari, con la polizia locale di Verona, con la questura e il prefetto, per accogliere appunto i fedeli che venivano nei vari punti dove Papa Francesco ha voluto visitare la città, l'Arena, il carcere di Montorio, le diocesi, e per finire poi la messa allo stadio. È stato emozionante, impegnativo, ma molto emozionante comunque, come oggi, tanto canto, oggi molto di più anche. E senta Lorenzini, oggi molto di più, cosa farete nelle prossime ore? Ci sarà da gestire adesso il corteo funebre e poi chiaramente tutto il deflusso in uscita dalla città eterna. Adesso la situazione è questa, che la messa sta per concludersi, quindi cercheremo di agevolare il deflusso da Piazza San Pietro delle persone e da Viale della Conciliazione. Altri volontari sono stati dislocati lungo il percorso che seguirà il feretro appunto di Papa Francesco sui Fori Imperiali, via dei Fori Imperiali, fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, e quindi tutte le operazioni penso ci concluderanno verso le 17-18 di questa sera, perché anche quando verrà accumulato appunto il feretro comunque ci sarà gente che vorrà visitare il posto dove verrà sepolto Papa Francesco, e quindi la gente continuerà ad esserci. L'attività nostra verrà sospesa poi fino al 5 di maggio, perché il conclave non comincerà prima del 5 di maggio, e riprenderà invece successivamente con altri turni. Il Veneto ha dato la sua disponibilità ancora durante la parte del conclave fino alla proclamazione del nuovo Papa. Quindi sarete mobilitati da qui alle prossime settimane a Roma, per intenderci, non rientrerete già nelle prossime ore. Il 15 di maggio ci hanno chiesto disponibilità e abbiamo già raccolto le turnazioni fino al 15 di maggio. Si auspica che appunto per quella data il conclave abbia scelto il successore di Papa Francesco, insomma. Le chiedo in ultima battuta, poi la lascio al suo preziosissimo lavoro, con quali emozioni rientrerà da Roma lei e i suoi colleghi, i suoi compagni di squadra? Ma io penso che abbia avuto questa esperienza di gestire un evento così grande, dove si sono unite tutte le popolazioni del mondo, perché veramente abbiamo visto tantissime persone di etnie diverse, di nazioni diverse, di lingue diverse, ma soprattutto vedere anche i capi di Stato uniti in questo momento unico al mondo, penso sia veramente un'emozione importante, fa capire quanto sia importante ancora oggi la Chiesa Cattolica nel mondo. Grazie ingegnere Lorenzini, davvero buon lavoro a lei e ai suoi uomini, alla Protezione Civile del Veneto, che come avete sentito sarà mobilitata anche per il conclave. Noi ritorniamo per un attimo anche con il sonoro, con l'audio a Roma. Allora, abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio, Don Paolo Slompo, direttore della pastorale giovanile per la diocesi di Treviso. Come sapete, in corso in questi giorni era già programmato il Giubileo degli adolescenti, evento che è stato confermato, che era stato voluto con forza proprio da Papa Francesco. Dal Veneto sono scesi a Roma migliaia e migliaia di giovani, soltanto dalla provincia di Treviso, dalla diocesi di Treviso, se non sbaglio, Don Paolo, 3.000 giovani, 3.000 teenager dalla terza media alla terza superiore. Siete davvero in tanti.
Buongiorno Don Slomp. Buongiorno. Sì, siamo davvero tanti, qui siamo giunti a Roma per questo evento, quasi 3.000 ragazzi accompagnati da sacerdoti, animatori, catechiste, che abbiamo organizzato questo per vivere questo giubileo che era della speranza. Certo, questa infausta occasione anche nella quale ricordiamo Papa Francesco che ha voluto con forza, regalarci questo momento insieme. E senta, Don Paolo, voi avete tentato di raggiungere San Pietro, ma immagino sia molto difficile. Sì, è molto difficile qui, un po' anche per la presenza di un certo calibro di sicurezza per i capi di Stato, una cortina di sicurezza. Ecco, noi come adolescenti che siamo scesi siamo circa 70.000, di cui 65.000 italiani e 5.000 dagli altri paesi, però era una cosa troppo grossa per poterci accogliere tutti poi nella piazza. Quindi abbiamo pregato per Papa Francesco in tante chiese, ognuno aveva il suo sacerdote di riferimento, siamo stati con lui nella preghiera. Quindi vi siete uniti in preghiera in questo momento di profonda fede e spiritualità. E mi diceva nei giorni scorsi, Don Paolo, che c'è anche una profonda gratitudine dei ragazzi nei confronti di Papa Francesco. Sì, una profonda gratitudine perché ha sempre avuto un debole, ha sempre spezzato una lancia per dare coraggio, forza, speranza a questi ragazzi. In questo tempo non facile per loro, ricco di sfide, di insidie, ha sempre spronato perché ci sia una luce per loro, per la loro vita. Per cui davvero abbiamo un debito di cuore con questo Papa. 3.000 giovani, 3.000 teenager soltanto dalla diocesi di Treviso sono un numero importante. Come riesce a gestire tutti questi ragazzi, Don Paolo? Sì, non ci aspettavamo tra l'altro una folla così, probabilmente proprio l'idea di salutare Papa Francesco ha dato tanto coraggio a tutte le parrocchie. Per fortuna, gli uffici di pastorale giovanile, di ufficio catechistico e anche tanti altri ci danno una mano a coordinare i vari gruppi in modo tale da avere solo di riferimento anche tante catechiste, tanti animatori. Davvero c'è una squadra molto forte che lavora tutto il giorno. Quali saranno i prossimi step? Voi rientrerete domani, se non sbaglio, quindi insomma... Rientreremo domani, sì. Domani mattina, oggi era previsto un grande concerto al Circo Massimo, ma è stato annullato proprio per i funerali di Papa Francesco. Domani ci sarà la messa conclusiva, saremo tutti in piazza San Pietro. È ancora da definire il cardinale che celebrerà la messa verso le ore 10, ma siamo tutti in attesa. Anche qui sarà un modo per ricordare Papa Francesco. Grazie davvero Don Paolo Slompo, grazie a lei e a tutti i ragazzi che sono appunto con lei in queste ore importanti per tutto il mondo cattolico e non solo. Ritorneremo ovviamente su Piazza San Pietro, ma ci sono tanti fatti ed eventi che ci riportano nel nostro Veneto, a partire da Valdagno, dove in contemporanea con le esequie di Papa Francesco si sono svolti i funerali di papà e figlio, i due uomini morti nel crollo, nella voragine del Ponte dei Nori. A Valdagno andiamo con il nostro Daniele Garbin che si trova con Simone Squarcina per la parte tecnica. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori, siamo in piazza San Clemente, alle nostre spalle il Duomo, con me il sindaco Maurizio Zordan, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ecco, si sono svolte proprio fino a mezz'ora fa, questa piazza era gremita oltre un centinaio di persone, proprio per un applauso che ha voluto esprimere la vicinanza a un altro Francesco, in questo caso di 21 anni, figlio di Leone, 64 ricordiamo, che sono morti nel crollo del Ponte dei Nori e dopo l'autopsia è stato autorizzato il funerale. Questa mattina alle 9:30 proprio alle nostre spalle si è svolto nell'edificio sacro che c'è qui. Diciamo subito che è stata una cerimonia molto commovente, molto sentita e poi anche con un senso di vicinanza, senza tanti trionfalismi, proprio la vicinanza del calore di tante associazioni in cui Leone e Francesco erano inseriti, non solo a Valdagno, vero Sindaco? Si è voluto proprio testimoniare questa caratteristica di queste persone. Sì,
Francesco e Leone non erano conosciuti solo a Valdagno, come Francesco suonava ad esempio nella banda di Cornedo Vicentino e facevano parte e davano supporto a molte realtà. È stato molto importante che sia venuto fuori il loro esempio oggi. È stato importante secondo me che la comunità si sia fatta sentire vicina ai familiari, e non solo la comunità della città di Valdagno ma tutta la comunità di valle, con la presenza dei 6 sindaci della vallata, insieme anche ai rappresentanti delle istituzioni superiori, il presidente Roberto Ciambetti e l'onorevole Erika Stefani. Quindi è stato un momento ovviamente di forte dolore, ma allo stesso tempo anche di consapevolezza delle energie che si mettono insieme per affrontare le difficoltà. Ecco, dicevamo che c'è ancora un'indagine in corso, la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo colposo, oggi però non è il momento dell'accusa di verificare la verità, sarà il tempo nei prossimi giorni. Oggi che momento era, Sindaco? Oggi era il momento di ricordare Leone e Francesco, ricordare l'esempio che ci hanno lasciato e far sentire la vicinanza della comunità alla famiglia che sta vivendo un dolore grande e che avrà bisogno del nostro supporto anche da domani in avanti. Noi abbiamo fin da subito garantito il nostro supporto, abbiamo chiesto alla città di essere vicina e la città si è unita e anche la valle si è unita, e questo è un ottimo punto da cui partire per affrontare le difficoltà che dovremo affrontare nei prossimi giorni, settimane e mesi. Ecco, ricordiamo che già questa mattina abbiamo visto molte le saracinesche abbassate, i fogli sono ancora appesi dal lutto cittadino che è stato proclamato dai commercianti. Sì, è stata un'iniziativa delle botteghe del centro, quella di chiedere agli esercizi commerciali di rispettare il dolore della famiglia, e noi avevamo dato un'indicazione generica a tutta la cittadinanza di avere un atteggiamento di rispetto, e questa richiesta è stata messa in pratica, e quindi siamo molto contenti della responsabilità che anche i commercianti hanno dimostrato in questo difficile momento. Ecco, riassumiamo semplicemente un po' il cronoprogramma di questa mattina. Alle 9:30 c'è stato l'arrivo delle 2 barre proprio dall'ospedale qui sul Sagrato, proprio per anticipare di mezz'ora l'inizio della cerimonia vera e propria e dare modo a tanti amici, tante persone che proprio erano vicini ai due di esprimere i loro ricordi, i loro sentimenti rivolgendosi ai familiari. È stato un momento molto toccante, ricordiamo alcune di queste, l'associazione dei carabinieri in congedo, la banda, come diceva di Cornedo, che proprio ha fatto sentire la tromba e poi era il suono preferito che suonava Francesco, ma anche gli scout per esempio, la protezione civile, e proprio l'esempio della protezione civile proprio passano anche in questo momento, è stato ricordato da Don Luca Luisotto, proprio perché ha ricordato come queste persone hanno perso la vita, proprio in un momento in cui pur essendo coinvolti in tante iniziative hanno voluto dare il loro contributo per la comunità. È un esempio questo. Sì, e siccome loro erano appunto molto riservati, è stato molto importante che il loro esempio sia venuto fuori in modo manifesto oggi, perché questo può essere appunto di stimolo per tante altre persone che possano seguire l'esempio che Leone e Francesco ci hanno lasciato. Allora intanto la ringraziamo, Sindaco, buon lavoro intanto. Grazie a voi e buona domenica. E con questo da Valdagno è tutto, restituisco la linea. Grazie al nostro Daniele Garbin con Andrea Benetti da Valdagno. Un giorno triste per la comunità, a una settimana dal maltempo che ha colpito Valdagno e tutta la valle del Lagno. Io ritornerei sulle immagini di Roma, di questa città, di questi 200.000 fedeli che stanno dando l'ultimo saluto a Papa Francesco e che si preparano al corteo funebre che porterà appunto Papa Francesco nel luogo della
tumulazione. Poco fa ci siamo collegati con la Protezione Civile del Veneto, con l'ingegner Lorenzini, che ci ha appunto illustrato il dispiegamento di forze, di uomini e di mezzi che c'è appunto nella capitale. Fra poco rientriamo in studio, andremo a Treviso dalla nostra Francesca Bozza per i funerali, l'ultimo saluto a Gentilini, allo sceriffo Gentilini. Ecco, la vedo già pronta Francesca Bozza, che si trova all'interno della chiesa di San Nicolò con Francesca Pezzo e che ci aggiorna su questa scomparsa e sul lutto che sta colpendo un'intera città che si sta preparando alle esequie fissate per martedì. Francesca Bozza, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Noi siamo all'interno della chiesa di San Nicolò, dove martedì alle 15:30 il vescovo Tomasi celebrerà il funerale di Giancarlo Gentilini. La macchina organizzativa si è messa in moto già alle primissime ore di questa mattina con le prime riunioni del sindaco Conte a Cassugana. Si stanno coordinando tutti i protagonisti di quella giornata, considerando che sono attesi in città anche nomi della politica nazionale, tra tutti i ministri Nordio e Salvini. Potrebbe arrivare anche il presidente della Camera Fontana, e quindi il servizio d'ordine sarà altissimo, sarà organizzato nei minimi dettagli. Si stanno mobilitando chiaramente la protezione civile, gli alpini, la polizia locale per quanto riguarda il comune, dopodiché una volta, ci spiegava anche ieri il sindaco Conte, che saranno condivise con la famiglia dello sceriffo tutti quelli che saranno i dettagli del funerale e anche i passi successivi, perché lo ricordiamo che il sindaco Conte ha espresso quella volontà di portare il feretro nei luoghi simbolo della città per un ultimo abbraccio della sua Treviso a Gentilini. Chiaramente idee che verranno condivise con la famiglia. Una volta che questo sarà pianificato, poi chiaramente si dovrà discutere di tutto con questura e prefettura, proprio per tutta quella che è il servizio d'ordine. Noi adesso con Francesca Pezzo usciamo dalla chiesa di San Nicolò, da aggiungere, Cristian, che tra pochissimo andremo anche dal capogruppo degli alpini di Treviso, che saranno protagonisti dell'incontro che ci sarà lunedì mattina molto presto a Cassugana, e ci diceva che nelle volontà espresse dal sindaco Gentilini c'è quella di essere accompagnato in quest'ultimo viaggio, e quindi accompagnato, che il feretro sia accompagnato da 6 alpini. Con noi c'è Flavio Moretto, che è il custode della chiesa di San Nicolò. Buongiorno. Moretto. Si sta preparando per la città e San Nicolò per questo ultimo addio? Sì, oggi sono pervenute anche diverse televisioni nazionali a fare delle riprese della chiesa. È venuto il sindaco e via di sé, in quanto martedì sarà una giornata, diciamo, piena. Lei è coinvolto proprio perché la chiesa ospiterà, ma anche perché lei conosceva molto bene il sindaco. Era un grande, un mio amico Gentilini, un amico unico. Non vi dico aneddoti che ho avuto con questa persona, che era squisita perché era al contatto proprio con i cittadini, e lui, se qualcuno aveva un problema, cercava di risolverlo in mezza giornata, non rinviava alla settimana dopo. Avrei un aneddoto: fate conto che un giorno sono qui e vedo passare lo sceriffo, gli faccio: sceriffo, dove vai? E mi fa: vado qui a Portacalvi perché ho avuto una segnalazione, c'è una pensilina che impedisce il passaggio delle macchine a Portacalvi. Allora andiamo assieme, e quando siamo sul posto effettivamente c'era incementata questa pensilina che restringeva un po' la careggiata. Allora telefona subito ai 6 tecnici: venite giù subito che bisogna toglierla. Intanto che aspettiamo l'arrivo dei tecnici, mi fa: Gemeo, ciapa de A. E mi ciapo di qua. Abbiamo preso la pensilina, abbiamo cominciato a fare vai, forza, avanti, dai, e l'abbiamo levata. Era contentissimo lui di aver risolto il problema in 2 secondi. Quando sono arrivati i tecnici, poi hanno pulito, messo a posto. Lei prima però mi raccontava anche un altro aneddoto che la riguarda direttamente, e che riguarda quello che le veniva chiesto da Gentilini quando la incontrava. Sì, quando ci incontrava lui sapeva, io avevo cantato per televisione una volta Nessun dorma, via di seguito, e lui
lui era rimasto stupito, e quando lo vedevo magari con degli amici, era seduto al bar, mi si fermava in pescheria, in altri posti, mi diceva: Gemeo, vieni qua, cantami Nessun dorme, e io con tutta allegria gliela cantavo, perché lui rimaneva allibito, e poi con la sua voce possente, bravo, mi faceva. Cosa le rimane di Gentilini? No, un personaggio che ormai non se ne trovano più di quel tipo lì. Vi ripeto, un sindaco in mezzo alla gente. La sua scrivania non era in municipio, era in Piazza dei Signori, era una trattoria, era a contatto in continuazione, diversamente da tutti i sindaci precedenti che abbiamo avuto. Riuscirà la chiesa di San Nicolò a contenere tutte le persone che verranno? Non so, perché mi parlano di oltre 2000 persone, quindi molta gente rimarrà fuori sicuramente. Ci saranno, da quello che lei sa, dai maxi schermi, comunque c'è la possibilità di seguire anche all'esterno? No, c'è un microfono qui che amplia un po' il sagrato della chiesa, e poi non so, le iniziative del sindaco Conte. Grazie davvero Flavio Moretto. Insomma, Cristian, questa è la macchina organizzativa da decidere, ci dicevano da Casugara anche la Camera Ardente, dovrebbe essere aperta lunedì, è da capire dove verrà allestita, perché chiaramente servirà uno spazio molto ampio che possa accogliere le tante persone che arriveranno molto probabilmente anche da fuori Treviso e possiamo anche dire probabilmente anche da fuori Veneto, per omaggiare Giancarlo Gentilini, che era apprezzato e conosciuto anche al di fuori dei confini della nostra regione. E io vi farei ascoltare l'intervista che ha raccolto ieri Daniela Sezzia durante la prima edizione con il direttore generale dell'USL 2 Francesco Benazzi, che è stato accanto a Gentilini fino all'ultimo, vicino al letto di Casugana, insieme alla moglie Maria, insieme ai figli dell'ex sindaco. Un ricordo suo personale del Giancarlo Gentilini politico, ma soprattutto uomo. Lo ascoltiamo. Giancarlo è stato stoico anche nella malattia. Si incrina la voce di Francesco Benazzi quando parla di Giancarlo Gentilini, che lui conosce fin da bambino, ed il direttore generale gli è stato accanto fino all'ultimo. Io, andandolo a trovare anche col mio direttore sanitario, lui una battuta l'aveva sempre, ed è stato, devo dire, fino all'ultimo attivo, se non l'ultimo sorridente, se non l'ultimo, insomma, i Gentilini che tutti noi ricordiamo. Ci ha lasciato un'eredità pesante, dice, pesante perché sarà difficile trovare uomini come lui, e bella perché è un ricordo stupendo. Trattiene le lacrime e ci racconta i tanti momenti vissuti con lui. Mi viene in mente quando mi chiamava Boccia, perché alle Donate degli Alpini mi chiamava Boccia, quando andavo anche con mio papà, poi mi chiamava Boccia perché ero un Boccia, ecco, per lui, ma credo che è un modo affettuoso ovviamente di parlare di una persona. Io lo ricordo come un grande uomo, sempre disponibile. Parla come un fiume in piena. Gentilini ci dice era un uomo di cuore, una persona limpida, sincera. Quello che pensava lo diceva. Io ricordo questo, anche se è una cosa molto personale, ma credo che lui mi ha scritto tanto, io le ho tutte le lettere di Giancarlo Gentilini, e mi diceva: mi raccomando, guarda, ti dico, queste cose non vanno bene in ospedale, no? Non va bene sta cosa, non te lo dico per fare un rimprovero a te, perché so, me lo scrive, che comunque ti cerchi di darti da fare in qualche modo. Lo faccio per i miei cittadini, perché tu possa capire che i miei cittadini hanno questa sofferenza. Amava la sua città, amava Treviso profondamente. Treviso non perde niente, perché credo che il ricordo di un grande uomo resti sempre impresso, ecco, nella mente delle persone, almeno in quelle della mia generazione e anche più giovani di me. E Treviso perde comunque una figura importante, uno di noi che aveva un ruolo importante, che amava la sua città. Lui amava profondamente Treviso e amava i trevigiani. Gentilini era amico del papà di Francesco Benazzi, entrambi alpini, artiglieri da montagna. Mi sono commosso perché io affianco a Giancarlo Gentilini la mia giovinezza, fatta appunto un ricordo anche del mio papà, e sono contento che si troveranno, no, in cielo, e sicuramente si parleranno. Certo. Okay.
E ci diceva fuori onda il custode della chiesa che molto probabilmente la camera ardente dovrebbe essere allestita a Kasugana e martedì il feretro partirà da Kasugana e poi attraverserà alcune vie della città arrivando fino a qui a San Nicolò. Chiaramente anche questi aspetti verranno prima condivisi con la famiglia di Gentilini e poi la macchina organizzativa potrà davvero mettersi in moto del tutto e pianificare tutti gli altri aspetti. Un'ultimissima considerazione, Cristian, prima di ridarti la linea. Riguarda la manifestazione di ieri organizzata dal Centro Sociale Django insieme a diverse associazioni, organizzazioni e partiti. Manifestazione partita da via Roma, ha attraversato alcune vie della città fino ad arrivare in Piazza dei Signori sotto la prefettura, e qui è stata posizionata una panchina. Durante la manifestazione ci sono stati diversi slogan contro proprio Giancarlo Gentilini e quella panchina che è stata una delle battaglie che ha caratterizzato l'amministrazione dello sceriffo. Ha voluto essere un simbolo, hanno detto i manifestanti, per descrivere la città che si vuole, la Treviso che loro vogliono, una città più accogliente. Sicuramente una manifestazione che ha suscitato tante polemiche, durissima la presa di posizione di Fratelli d'Italia, che ha parlato di una manifestazione che ha offeso un rappresentante dell'amministrazione, un corteo semplicemente vergognoso, ha affermato Marina Bonotto, coordinatore del circolo cittadino di Fratelli d'Italia di Treviso. Anche quest'anno il 25 aprile è stato strumentalizzato dagli attivisti del Django, che invece di ricordare la liberazione hanno approfittato della ricorrenza per sfilare per le vie del centro con cori volgari, dichiarazioni infami e provocazioni indegne verso chi in questa città ha rappresentato e rappresenta i valori del rispetto, della legalità e dell'identità. E ancora dicono: Django è ospitato da anni all'interno di un bene pubblico, l'ex caserma Piave, e questo non è più tollerabile. Chi predica odio, insulta le istituzioni, oltraggia i simboli della città e infanga la memoria di chi non può difendersi, non può godere dell'ospitalità di uno spazio comunale. È ora di sgombrare Django, dove deve andarsene da lì. Questo quello che afferma Fratelli d'Italia. Vi leggo anche un passaggio del comunicato invece che è stato inviato dal comune, con le parole del sindaco Mario Conte, che ha parlato di un episodio da dimenticare, volgare e grottesco. Non è stato, ha detto, quello andato in scena ieri, uno spettacolo edificante e rispettoso. La si può pensare diversamente, talvolta avere posizioni agli antipodi su alcuni temi, ma tutti, da destra a sinistra, anche i più fermi oppositori rispetto alle sue idee, hanno riconosciuto a Giancarlo Gentilini un ruolo da protagonista nella storia della città, tranne i soliti provocatori. Riferimento è proprio al Centro Sociale Django. Una polemica che continuerà a far discutere in un momento in cui dovrebbe esserci il rispetto, il dolore per una figura che se n'è andata, quella di Giancarlo Gentilini. Da Treviso è tutto, la linea può tornare a te, Cristian. Grazie Francesca Bozza con Francesca Pezzo da Treviso che si prepara così all'ultimo saluto a Giancarlo Gentilini. Ma noi torniamo con queste suggestive immagini a Roma, immagini di Vatican Media, perché è iniziato il corteo funebre che porterà Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Come sapete è stato Francesco stesso a scegliere il luogo della sepoltura, quindi il corteo che si sta snodando proprio in questi minuti, in questi istanti lungo le vie della capitale. Il carro funebre è l'ex papamobile riadattata. I funerali sono stati presieduti dal cardinale Giovanni Battista Re, il cardinale più anziano, che ha chiaramente ricordato la figura di Papa Francesco, il suo essere sempre a disposizione degli ultimi, il suo mettersi costantemente in confronto con tutte le anime della società. Sono 250.000 le presenze stimate in questi minuti a Piazza San Pietro e nei dintorni. Alla fine saranno molte di più, migliaia gli agenti che sono dispiegati lungo il percorso. La capitale è zona rossa in questo momento
appunto tutti gli occhi del mondo sono su Roma, 166 le delegazioni straniere presenti. Nella prima parte della mattinata c'è stato anche un veloce incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, una stretta di mano tra Trump e Ursula von der Leyen poco prima delle esequie. Insomma, gli occhi del mondo, non potrebbe essere altrimenti, sono puntati a Roma. Ricordiamolo, sono decine i volontari della Protezione Civile del Veneto che stanno aiutando, supportando queste operazioni. Ci siamo collegati proprio in apertura di questa diretta con il coordinatore di questi uomini, l'ingegner Lorenzini. Ma noi andiamo avanti con il telegiornale. Fra poco andremo a Venezia per raccontarvi di un'aggressione con Anna Maria Parisi, un'aggressione particolarmente violenta che si è registrata ieri. Però per la cronaca prima vi racconto del blitz dei Carabinieri di Treviso in una struttura ricettiva a Roncade, trovata della marijuana occultata in un armadio e non solo. Aveva nascosto all'interno di un barattolo di plastica per alimenti 25 grammi di marijuana. Il recipiente era stato poi occultato all'interno di un armadio. Nei guai è finito un trentenne denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz dei Carabinieri di Roncade è scattato nelle ore scorse. Durante il controllo amministrativo presso una struttura ricettiva, il trentenne, con precedenti di polizia specifici, domiciliato presso la fittacamere, all'atto degli accertamenti ha subito manifestato sofferenza e nervosismo tali da insospettire i militari. L'uomo è stato quindi sottoposto a perquisizione personale e della stanza occupata dove è stato trovato lo stupefacente. Anche i carabinieri del comando della compagnia di Castelfranco Veneto sono stati impegnati in un mirato servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto un giovane tunisino trentenne sorpreso in zona Borgo Pieve a cedere ad un giovane della cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 3,5 grammi di droga suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato tratto in arresto. Botte e minacce ai genitori. I carabinieri di Este, siamo nel Padovano, hanno arrestato una 44enne che aveva violato il divieto di avvicinamento che era stato emesso dal giudice. Era tornata ad aggredire i genitori ed in particolare il padre, nonostante un divieto di avvicinamento firmato dal Tribunale di Rovigo. Per questo i carabinieri di Este hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 44 anni residente nella Bassa Padovana. Una storia di minacce, percosse e violenze subite dai genitori, quella che aveva portato la Procura della Repubblica di Rovigo a chiedere e ottenere la misura. Nonostante il provvedimento, la donna lo aveva già violato lo scorso luglio e in questi giorni era tornata a minacciare il padre, affermando di voler chiudere i conti definitivamente. Numerose le chiamate dei due genitori al 112, con interventi che la donna riusciva ad eludere allontanandosi prima dell'arrivo dei militari. Non così 2 giorni fa, quando la donna è stata accolta in flagranza. Fleximen, come sapete, è tornato a colpire, danneggiato l'autovelox di via Kennedy a Riese Pio X, con la sindaca Ombretta Basso che dice atto gravissimo. Hanno agito di notte armati di flessibili e hanno segato alla base il dispositivo di via Kennedy a Riese Pio X e questa non è la prima volta che viene danneggiato questo autovelox. È un atto gravissimo. Per la seconda volta qualcuno ha pensato bene di segare il palo che sorregge il dispositivo. Chi lo ha fatto è un delinquente e un vile che ignora la pericolosità di quel tratto di strada e ignora tutti gli incidenti che ci sono stati prima dell'installazione del velox. Non usa mezzi termini la sindaca Ombretta Basso. L'atto vandalico è avvenuto intorno a 00:30. I responsabili del gesto sono fuggiti quando è scattato l'allarme. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il palo pericolante. Ora è caccia ai vandali. Questi atti non sono solo contro le istituzioni, ma contro l'intera comunità e lo strumento di rilevazione è
È uno strumento di prevenzione e tutela della vita, non di punizione, quindi danneggiarlo significa mettere a rischio la sicurezza di tutti. I carabinieri hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per dare nome e volti agli autori o autore del gesto. Via Kennedy è una strada trafficata e pericolosa, ma nel territorio ci sarebbero altre strade che andrebbero monitorate. A chiederlo, ci spiega il sindaco, sono proprio i cittadini. Il sindaco torna a parlare anche della polemica sugli autovelox. Purtroppo nella nostra società esiste chi non sa rispettare le regole della convivenza civile ed è tra l'altro alimentato ultimamente dalle note associazioni che attraverso i social fomentano tanta ostilità verso questi strumenti di controllo. Poi aggiunge: a ciò si aggiunge anche la mancanza di indicazioni chiare e serie da parte del Ministero, che lascia spazio e confusione a polemiche. Ecco, io penso che la sicurezza stradale deve rimanere la priorità assoluta. L'autovelox è regolarmente funzionante. A Venezia ora in diretta con Anna Maria Parisi e Tommaso Migot per raccontarvi di un'aggressione che si è registrata ieri. Con Anna Maria Parisi c'è la vittima di questa aggressione. Anna Maria, raccontaci tutto, buongiorno. Sì, sono appunto con Katia Margolis, attivista nonché artista russa, ieri aggredita durante le celebrazioni del 25 aprile a Venezia, al ghetto, perché portava una bandiera ucraina, quindi filo ucraina. Lei ieri, Katia, intanto buongiorno. Buongiorno. È stata aggredita da un gruppo di militanti e a loro volta attivisti di sinistra, estrema sinistra. Cosa è successo ieri? Io ho recato al corteo, raggiunto con un piccolo ritardo, pioveva eccetera, e avevo questa bandiera ucraina che io ci tengo da russa, ma da persona anche europea, che per me è il simbolo della resistenza antifascista di oggi al regime come fascista di Putin, e quindi ci tenevo ad avere questa bandiera quel giorno anche per la solidarietà con l'Ucraina. E i ragazzi, quando ho raggiunto questo corteo, c'era un uomo con un megafono che ho visto la bandiera e ha proprio ad alta voce al microfono ha acceso questi ragazzi provocando, dicendo: ecco, vediamo la bandiera ucraina tra noi, bandiera nazista, assassini dei bambini. E io veramente sono rimasta stupita per un attimo, perché il giorno prima, notte prima, c'è stato questo attacco missilistico a Kiev, dove veramente erano morti ragazzi, dove tutta l'intera classe aspettava per 12 ore che scavano queste rovine per tirare fuori ormai il corpo del loro compagno, e loro vedendo la bandiera mi gridano questo. E poi un ragazzo, come erano tutti diventati aggressivi, ha preso l'accendino, ha minacciato dar fuoco. Io ho detto: senti, è l'età dei miei figli e dei ragazzi, dico non ti conviene. Però ho detto di sminuire. Sì, non ti conviene, perché io sono ormai una donna matura e adulta, non è che vado a contestare il ragazzo, ma ha cercato di spiegare: guarda, questa è la resistenza, però non ascoltavano. A questo punto, questo è un simbolo nazisti, e allora erano tutti slogan, trigger senza senso, perché eravamo tutti lì, soprattutto il 25 aprile, 80 anni, il giorno così importante per tutti, che volevamo festeggiare in modo decente, anziché fare queste polemiche assurde, soprattutto vedendo un simbolo di un popolo che sta resistendo al fascismo russo, proprio all'invasione, proprio adesso. E quindi ci è arrivata una signora, mi ha preso per mano, credo che fosse poliziotta, perché dopo, quando loro hanno contestato anche Calimani durante i discorsi, hanno gridato anche lì in campo del ghetto, anche nel momento di commemorazione delle vittime. Insomma, Katia, lei è stata veramente aggredita. Si è trattato di un'aggressione non soltanto verbale ma anche fisica. Hanno tentato di dare fuoco alla bandiera, di strappargliela più volte, di dare fuoco alla bandiera ucraina che lei portava a tenere in mano mentre ce l'aveva proprio tra le mani. C'è da dire, Katia, che lei è d'origine ebraica ed è una dissidente russa, quindi
quindi è anche nel mirino del Cremlino, quindi si è anche esposta molto, non soltanto ieri ma anche oggi con questo collegamento. Come mai ha voluto fare questo collegamento? Ma Katia? perché io ci tengo, io da artista non posso non vedere le cose, questo è il mio mestiere, vedere le cose e far vedere le cose, e quindi vedendo le cose non si può star zitti, deve trasmettere le verità, soprattutto perché gira tanta propaganda putinista anche qua in Italia. Ecco, sì. Anch'io ricevo telefonate, minacce, chissà che cosa, segnalazioni di filmati assolutamente assurdi. È stata ed è molto coraggiosa Katia. Adesso, dopo questa denuncia pubblica tramite la nostra emittente, Katia si recherà in questura la volta di lunedì prossimo, dopodomani, per sporgere regolare denuncia. Grazie, sì, grazie Katia, per questo collegamento. Grazie, vorrei che veramente fossimo antifascisti, che non sia una cosa solo di memoria ma anche una cosa di verità e giustizia e valori di oggi, e ci tengo molto. Grazie Anna Maria. La linea torna a te, Cristian. Grazie Anna Maria. Prima di andare a Padova vi mostro solo a che punto è il corteo funebre a Roma. Corteo, la papamobile riadattata che ha appena attraversato l'altare della patria, adesso vedete i fori imperiali, passerà fra pochissimo davanti al Colosseo tra due ali di folla, l'ultimo saluto a Papa Francesco. E noi andiamo a Padova per tutta un'altra pagina. Noi vi stiamo raccontando il Nord-Est in questa giornata particolare per il mondo intero. Andiamo a Padova, dove c'è da registrare la gioia per una promozione attesissima. C'è Francesco Ratai che ci racconta tutto con Sandro Ponchio. Buongiorno Francesco. Buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, è stata una giornata particolare il 25 aprile a Padova, perché il calcio Padova è tornato finalmente dopo 6 lunghe stagioni, è tornato in Serie B. Un momento di festa proprio qui in Prato della Valle ha accolto gli uomini di mister Andrioletti con migliaia di tifosi assieme a quelli che provenivano da Lumezzane, dove hanno seguito l'ultima partita del campionato di Serie C vinto dalla Calcio Padova, un campionato, una cavalcata, quella dei biancoscudati, che ha portato la compagine padovana ad arrivare a 86 punti contro gli 83 del Vicenza, la diretta concorrente, che sul campo di Trento ha perso per 3-1, perdendo ancora un altro punto e facendo impazzire la piazza padovana. Alle mie spalle il Foro Boario, dove i giocatori arrivati col pullman verso le 11:30 da Lumezzane nel Bresciano hanno festeggiato insieme a migliaia di tifosi che con bandiere, fumogeni e cori hanno salutato questo nuovo inizio per il calcio Padova. Ma vediamo il servizio che abbiamo preparato, che la nostra redazione ha preparato, che racconta quella che è stata una giornata particolare. Una festa attesa 6 anni, una festa che arriva dopo 2 finali di play-off di Serie C perse, una festa biancoscudata per tutta la città. Grazie ad un pareggio e alla sconfitta del Vicenza a Trento, il calcio Padova è tornato in Serie B. È mezzanotte quando i ragazzi di mister Andrioletti arrivano direttamente da Lumezzane in Prato della Valle, accolti da una folla in tripudio. Sulla terrazza del Foro Boario sono i calciatori stessi a intonare i cori, seguiti da una piazza piena di gioia per una promozione attesa da troppi anni.
Nel pomeriggio l'urlo liberatorio al Parco della Musica, dove era stato allestito un maxi schermo per consentire a chi non ha potuto raggiungere Lumezzane di assistere all'ultima e decisiva giornata di un campionato dominato dal Calcio Padova. È un'emozione indescrivibile. In classifica, sesta promozione è stato tanto bello. 8 anni di speranza che vada, le abbiamo perse tutte. Finalmente un anno di gioia. Finalmente! È stata una grande soddisfazione. Siamo tutti felici, ma che festa! Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Forti, grandi. Tanta sofferenza, ma ce l'abbiamo fatta. Forza Padova! I caroselli, i cori e i fumogeni si spostano in Prato della Valle, dove restano tutta la notte. Sì, meritata promozione in Serie B. Completamente meritata, sono anni che lo cerchiamo e finalmente è arrivata e siamo veramente felicissimi. Ecco, queste le voci della piazza, una piazza che è esplosa di gioia quando il triplice fischio dell'arbitro a Lumezzane ha decretato il passaggio in Serie B. Se non ci sono domande, Cristian, ti restituisco la linea. Grazie Francesco Ratai, a te e Sandro Ponco per averci raccontato queste emozioni che hanno riguardato non solo la città del Santo. È un sabato, è una settimana in realtà molto particolare, numerosi fatti di cronaca sia a livello locale che chiaramente mondiale. Noi abbiamo sempre un occhio puntato su Roma, il corteo sta raggiungendo la Basilica di Santa Maria Maggiore, quindi lì si procederà alla tumulazione di Papa Francesco, ma noi abbiamo ancora tanto da raccontarvi. Fra poco entrerà in studio con me Giancarlo Iannicelli, voi tutti lo conoscete, sapete benissimo chi è, ma il generale Iannicelli oggi sarà qui per testimoniare la sua amicizia, il suo rapporto con Giancarlo Gentilini, quindi rimanete con noi. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato a nord-est che non può prescindere chiaramente da quello che sta accadendo a Roma, l'ultimo saluto a Papa Francesco. Vi abbiamo trasmesso anche le immagini di Vatican Media, il corteo che sta raggiungendo Santa Maria Maggiore dove il pontefice sarà tumulato, una giornata di forti emozioni. Noi ci siamo collegati in apertura di questa prima edizione con Roma, ci siamo collegati con la Protezione Civile del Veneto. Gli uomini della Protezione Civile del Veneto sono decine, stanno presidiando i punti cardine della città, lo vedete nelle immagini, sono decine e si stanno coordinando chiaramente con i colleghi che sono arrivati da tutta Italia, rimarranno a Roma anche in occasione del conclave per gestire la pubblica sicurezza. Questa chiaramente è una giornata particolare, molto complessa, ma anche quelle che verranno non saranno da meno. Però appunto noi ci occupiamo di cronaca locale, soprattutto di cronaca locale, e non possiamo non ritornare al lutto, il cordoglio della città di Treviso per la scomparsa di Giancarlo Gentilini. Ci siamo collegati poco fa con la chiesa di San Nicolò, con Francesca Bozza, che appunto ha dato nuovi dettagli anche sulle esequie di martedì, esequie che chiaramente noi vi trasmetteremo in diretta. Però per parlare di Giancarlo Gentilini ho voluto oggi qui in studio con noi un volto che voi tutti conoscete e amate, quello di Giancarlo Iannicelli. Grazie generale di essere qui con noi. Grazie a lei, buongiorno a tutti. Allora, Iannicelli, lei conosce da sempre
Dal 94 quando ha iniziato, quindi lei ha più di assistito 30 anni, proprio a tutta l'epopea gentiliniana. testimoni diretto, e poi molto amico di Giancarlo Gentilini da quando entrò in politica. Bisogna dare atto a Giampaolo Gobbo che, come dire, presentò questa persona dal punto di vista politico sconosciuta, lasciando tutti perplessi naturalmente. Persona conosciuta in certi ambiti perché era il responsabile legale della Cassamarca, e la Cassamarca era un po' il centromotore anche dal punto di vista economico di Treviso, però presentato così fu una sorpresa, tant'è vero che all'inizio la prima votazione insomma, si batté con Tognana, che arrivò, prese più voti, però poi al ballottaggio ribaltò completamente la situazione e vinse le elezioni. Qual è il suo ricordo, il suo primo ricordo di Giancarlo Gentilini? Quando lei lo vide per la prima volta, che cosa pensò? Certo, sì, ma non poteva non colpire Gentilini. Guardate, si usciva da un periodo di politica, dalla fine della Prima Repubblica, quindi c'era tutta, come dire, una liturgia diversa, quindi si rimaneva un po' così, lo stesso. Ecco, poi seguito da Antena 3, l'avete già ricordato, il famoso ring alle piscine, quindi dove si battevano con i guantoni addirittura, ecco, l'ingegner Tognana e Gentilini, quindi lasciava un po' perplesso, però devo dire che mai fu personaggio e candidato più azzeccato, perché nel 94, quando si presentò, fu la prima elezione in cui il sindaco veniva eletto direttamente. Guardate, uscivamo da un momento di crisi fortissima, si usciva da un commissariamento a Treviso, facemmo la Dunata degli Alpini con un commissario, che fu una cosa bruttissima, perché la Dunata nazionale degli Alpini con un commissario che non conosceva nulla di Treviso, quindi un periodo nero. D'altronde c'era il blocco della politica, guardate, ormai c'era una lotta veramente tra bande in consiglio comunale, quindi il sindaco era legato naturalmente nella sua permanenza sullo scranno di sindaco agli accordi, e bastava un consigliere che non era d'accordo. Questo metteva in una posizione di debolezza estrema. Quindi erano anni particolarmente difficili. Non si faceva più niente, era tutto bloccato. Pur essendoci un sindaco, quello che poi fu commissariato, bravo, un avvocato, una persona, però non si faceva più niente. C'era poi il blocco erano gli anni completo. di Tangentopoli, c'era di tutto. Quindi si arrivò all'elezione diretta, che cambiava il mondo, perché a questo punto il sindaco veniva scelto, come giusto che sia, direttamente dai cittadini, direttamente con nome e cognome. Quindi, come dire, era il sindaco che serviva, che determinava le regole. Quindi sì, i consiglieri si dovevano attenere giustamente a una disciplina anche di maggioranza e naturalmente anche di minoranza. Quindi se mettevano in crisi il sindaco poteva, come dire, dimettersi, ma si rimetteva, dovevano andare via tutti i consiglieri, e questo, mi crede, è un freno forte. Quindi cambiava il modo di far politica, e il sindaco aveva tutt'altro potere. E questo arrivò Gentilini, e penso Gentilini sia stata una fortuna. Si esercitò questo potere. Perfetto, sì, probabilmente se ci fosse stato un altro personaggio, magari che era legato alla politica del passato, sarebbe stato molto, ma molto meno incisivo. Lui arrivò proprio a strombatture proprio di forza su tutto, lasciando molte volte le persone perplesse. Essere digerito ci si mise un po' di tempo. Io sono onesto, all'inizio fui anche io un oppositore, era l'opposizione comunque, però sono stato sempre al di fuori dei partiti, quindi un po' mi piaceva poi esaminare le persone, analizzare. Cos'è che non le piaceva? Ma scioccava, ma veramente, ma guardate, prese delle posizioni che poi prendeva delle posizioni che rimanevi così, cioè non è possibile.
Poi però con la capacità di analisi dissi però aveva ragione, e quindi cambiò veramente forte l'atteggiamento fino a diventare, credetemi, una persona con cui aveva una grossa confidenza, con cui passai tante ore, io fui Presidente del Consiglio, passavo molte ore nel suo ufficio, mi diceva tante cose. Poi lui, sapete bene il personaggio, quindi avere un militare nel gruppo, insomma, di amministratori per lui era anche un orgoglio, anche per me, ma pure per lui, perché lui piaceva, era atteggiamento militare, parliamoci chiaro. Quindi magari la redarguiva meno di altri. No, mi redarguiva, no. Non le concedeva sconti. Questo si faceva, però non tante volte, abbiamo anche litigato, però insomma c'è stata veramente una forte stima, mi ha fatto, io voglio dire solo una cosa, cioè, qualche volta dici ma guarda, me le ricordo queste cose, una delle cose che mi ha più colpito è forse una cosa leggera, scontata, magari sei amareggiato per un atteggiamento, allora andavo Giancarlo, ma ti sembra giusto, mi hanno fatto così, ragazzo guarda che io sapessi quanti rospi ho dovuto digerire nella mia vita, ecco questo ti dava lo sprone, dice, ma cavolo, Giancarlo Gentilini con la sua età quanti rospi ha dovuto mandare giù, figurati io più giovane, abbastanza più giovane ma non molto più giovane, dico allora va bene così, e ti passava quell'amarezza. Lui era, ripeto, io ho visto come persona che vedeva avanti, mi piace ricordarlo come una persona che non viene messo molto in rilievo, sì, quello mi piaceva che non sapevano che dire, quello dei tombini, delle strade, sì, anche quello, e la gente se ne è accorta, perché serviva anche quello, però guardate che era lungimirante, lui... Io allora andavo, facevo più di 20 anni fa il Presidente del Consiglio e andavo all'estero, lui voleva sapere volentieri, lui si voleva aprire veramente, guardate che era un fatto, altri sono stati molto più chiusi di lui, voleva sapere le novità, io mi ricordo andavo a Parigi, 23-24 anni fa, dico guarda Giancarlo ho visto la polizia locale in bicicletta, bene, poi che hai visto, quali sono le novità, voleva sapere, tante volte poi non si riusciva, mettiamole come dire in atto pure noi e tante volte non si riusciva, purtroppo pure lui aveva delle barriere. Era caccia di best practice. No, ma guarda, poi lui guardate, io dico solo una cosa, come era aperto col Brasile, piaceva mandare delegazioni perché voleva questo rapporto e lo coltivava. Le dico, io curo io un po' qualche rapporto, ho curato soprattutto per dire, noi siamo legati all'Alto Adige, una città di Brunico che è quella che poi ci dà l'albero ogni anno, no? C'è il bell'albero di Natale. Mi hanno telefonato subito portando le condoglianze della città di Brunico, non sono molto teneri come bene può immaginare, non è che siano molto invece mi hanno fatto le condoglianze da trasferire al sindaco e mi hanno detto una cosa molto bella, dice guardate che anche noi abbiamo imparato molto da Gentilini, queste sono le parole che mi hanno detto, quindi sono rimasto pure, e poi con l'Iens, veramente guardate questo fatto di essere, di sembrare una persona chiusa dentro le mura, un po' chiuso nella sua città, dove era effettivamente fisicamente chiuso, ma dall'interno del suo ufficio addirittura dove passava forse 15-16 ore al giorno, ma cercava di vedere il mondo. Quindi non era un localista? No, qui che si sbaglia, lui era molto informato, si informava e sapeva anticipare tante cose poi, vedendo la realtà nazionale e internazionale, sapeva anticipare tante cose anche a livello locale. Ripeto, mi faccia dire questa, dall'interno del suo ufficio, tante volte noi stavamo lì tante ore, là andavo nel suo ufficio, passavo molto tempo, mi piaceva proprio star lì, poi era simpatico, no? Naturalmente non si stava bene, non ci si annoiava. Dovete sapere che d'estate, tra le altre cose, si metteva nel suo ufficio, andavi, dov'è? E lo trovavi di fronte alla finestra dove c'era il sole, in canottiera qualche volta a torso nudo che prendeva il sole e mi sto ricaricando, lui il sole lo ricaricava. Ottimizzava i tempi. Sì, ottimizzava, non è che perdeva tempo e poi facendo quello stava... questa capacità, lui è stato fino all'ultimo, poi potremo parlare dello stile, mai una piega sbagliata. Nel 2005 fu l'anno più caldo, se ne dicono tante, ma in effetti a Treviso l'anno più caldo fu agosto del 2005. Lei ne sa qualcosa?
il 1 agosto oltre 40 gradi e lui giacca e cravatta. Ho detto: Giancarlo, ma è veramente impossibile, aveva già una certa... A me il sole mi rigenera, e lui è stato sempre in giacca e cravatta, con uno stile veramente impeccabile. Si può stare in giacca e cravatta e non essere eleganti, lui era sempre elegante, non ha mancato mai. E poi lo vediamo nelle immagini, sempre poi è mancato perché ha lasciato scioccare gli amici, i non amici, tutti ha lasciato, perché poi con un personaggio così non è contemplata la morte. Cioè, ma stesso io, ma vabbè, figura, fa poco, 96 anni, fra 2 o 3 mesi, poi faremo 100 anni, festeggeremo, sai che bello, 100 anni. Ecco, però è così, è mancato, è partito, come secondo me, ecco, Giancarlo io non l'avrei mai visto Gentilini malato, nel senso allettato, è stato un leone veramente fino all'ultimo minuto, come ha detto, ha testimoniato la simpatica, non l'avrebbe sopportato, sì, secondo me, tutto sommato, quindi voglio dire, lui ha avuto quello che tutto sommato ha sperato, 96 quasi, perché 95 l'ha fatto 3 mesi, con energia fino alla fine, non ha mollato mai. Ma guardate, tutti parlano e potranno far parte veramente di un documento. Lui è 30 anni, io ho 30 anni di comunicazioni. A me piace chiamarli pizzini, perché pizzini è quelli della mafia, tutti questi pizzini, scherzando, sulla mafia non si scherza. Sono dei comunicati, dei fogli scritti a mano. Io non so come facesse a scrivere a mano, ma fino adesso io ancora, devo dire la verità, c'è un paio ancora da aprire, non ho manco il coraggio di aprirli. Cosa le scriveva? Di tutto, ma di tutto. Passava davanti a un negozio che era tenuto male o c'era l'erba e scriveva poi senza complimenti, fannulloni, cercate di lavorare, ma lo diceva a tutti così. Non è che alla cortese attenzione. No, cortese attenzione, va, qui non si lavora, cosa fate? Con qualche parolaccia pure. Ed ha scritto, nonostante che in teoria non aveva, adesso aveva un po' lasciato e poi gli anni, ha scritto, tant'è vero che aveva ancora delle buste, poi erano delle buste grandi così, che scriveva e mandava così e faceva recapitare a mano. Giuseppe Basso, giovedì sera durante la nostra diretta ha detto che ci sarà pure qualcuno per me. 16 comunicazioni. Guardi che talmente penso che mi voleva bene, io volevo a lui, un rapporto così. E ancora mi scriveva, io sapete non sono da 2 anni più presidente, sono consigliere comunale perché sono il più anziano, però continua, tanto era la stima, che continua fino a ieri, mi ha scritto queste buste indirizzate, quindi ogni busta che indirizzava al sindaco, penso a Beppe Basso, scriveva a mano l'indirizzo al generale, lui ci teneva, al generale Iannicelli, e scriveva sta pagina. Ma una busta non è che contenesse un foglio, spesso conteneva 4 o 5 fogli. Non erano comunicazioni sintetiche? No, erano sintetiche, ti diceva là c'è questo, là manca quest'altro, e poi qualche volta, ecco l'attenzione, ecco un'altra cosa, perché qualcuno poi la butta lì, sembra che lui venisse veramente da copie dei giornali, degli articoli, molte volte. Io non so nemmeno come faceva, adesso che non aveva una struttura, pagine intere, non so nemmeno come facesse a fare le fotocopie, pagine intere, sottolineate, e guarda. Quindi è sempre molto informato. Un'attenzione, guardate, alla stampa, quindi immagino naturalmente Antena 3, all'informazione locale e nazionale, ma alla stampa lui, ripeto, allegava in questi comunicati spesso copie del giornale. Ma come si sono confermare, quando si trovava in piazza Casugana lui era aggiornatissimo proprio al minuto secondo di quello che accadeva sia a livello locale che nazionale. Si poteva chiedere qualsiasi tipo di commento, lui era proprio sul pezzo. Quindi se uno la vuol semplificare, sì, a me dà fastidio quando con tono nel passato si era perso quello dei Tombini, sì, anche quello dei Tombini, come
come dire, bisogna guardare anche i poveri, quindi se si consigliano i tombini, i poveri, bisogna guardare anche quando si amministra le cose semplici, a crescere perché è quella che crea una qualità della vita migliore, no? Non si può abbandonare tutto, ma parliamo di cose, vogliamo alti, ma guardando sempre il suolo. E noi guardiamo anche a Roma con le immagini di Vatican Media. Papa Francesco, la salma di Papa Francesco è arrivata a Santa Maria Maggiore per la tumulazione, un corteo che ha visto l'abbraccio di un'intera città, un corteo che è passato davanti ai luoghi simbolo della capitale, l'altare della patria, i fori imperiali, il Colosseo. Appunto adesso l'arrivo, la tumulazione a Santa Maria Maggiore, vedete piazza San Pietro che si sta gradualmente svuotando, lì ci sono tanti veneti, migliaia di veneti, soprattutto ragazzi, tanti non hanno raggiunto San Pietro perché appunto logisticamente impossibile, ma come sapete in questi giorni a Roma c'è il giubileo degli adolescenti, quindi ci sono 8.000 ragazzi veneti, 3.000 di questi solo dalla diocesi di Treviso. Prima ci siamo collegati con Don Paolo Slompo, direttore della pastorale giovanile trevigiana. Insomma, queste sono le immagini che arrivano da Roma. È una settimana complessa questa, perché insomma, ecco, è pesante. Complesso è dire un eufemismo veramente, perché intanto abbiamo perso il Papa, un Papa importante, in un momento importante del Giubileo. Chissà che sia, come dire, riuscire a riunire, anche se in occasione del proprio funerale, tanti personaggi che governano il mondo, che serva a qualcosa, insomma, perché poi se ci sono presenti in piazza San Pietro, sono le persone che sono anche i responsabili di quello che sta succedendo, parliamoci chiaro, se ci sono le guerre, anche l'omelia, la predica che è stata fatta è stata tutta impregnata sulla pace, e questo chissà che serva a qualcosa il fatto di guardarsi anche magari di tutte le parti del mondo, dei governanti del mondo, di guardarsi anche un attimo più o meno vicini, ma così a vista, per dare sostanza alle parole di commiato, possa servire a qualcosa, perché ripeto, si parla di pace, giustamente si deve insistere sulla pace perché lì è il nodo di tutto, e in piazza oggi c'erano tanti responsabili di queste guerre, di quelle più note ma anche di quelle non note, che purtroppo sembra che siano guerre minori, e invece anche quelle costano spesso anche più vittime di quelle guerre più note che stanno accadendo. Generale, resti con me, abbiamo un minuto di pubblicità, poi ritorniamo su Giancarlo Gentilini e daremo tutti gli aggiornamenti dal Veneto fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato a nord-est e non solo a nord-est, ovviamente sempre con un occhio puntato a quello che sta succedendo, ma che soprattutto è successo a Roma. La salma di Papa Francesco è arrivata a Santa Maria Maggiore. Qui con Giancarlo Iannicelli stiamo però ricordando la figura di Giancarlo Gentilini, scomparso giovedì a metà pomeriggio. Giancarlo Iannicelli stava condividendo con noi alcuni passaggi politici e umani di questi ultimi decenni, e in tanti lo hanno fatto in questi giorni, tanti leghisti e non, tanti amministratori del territorio, non solo trevigiani. Io vi faccio sentire proprio i commenti principali, quelli che sono arrivati dai compagni di partito. Ricordi, aneddoti, immagini che tornano alla mente. È un turbinio di emozioni che si susseguono tra i politici e gli amministratori, uomini e donne della Lega, che hanno conosciuto e condiviso con Giancarlo Gentilini una parte del loro percorso. E ha camminato a lungo al suo fianco Giampaolo Gobbo. Perdo purtroppo un padre, un fratello, un amico, un
diciamo anche un combattente. Per me Giancarlo è sempre vivo e sarà sempre vivo. Grazie Giancarlo. Difficile per Sandro Zampese ora mettere insieme tutti i momenti che lo hanno visto accanto a Gentilini, lui che chiamava Zampese e Beppi Basso i suoi pretoriani. Avevamo 30 anni di amicizia, aveva questa corteccia superficiale, in realtà come uomo era una persona generosissima, una persona buona, onesta, insomma è una persona che lascia un vuoto incolmabile. Un pezzo della mia vita, così il presidente del Veneto Luca Zaia parla dello sceriffo. È stato un amministratore con la schiena diritta e deve essere ricordato come tale. Se c'è stata una generazione di amministratori, non solo della Lega, tutti sono ispirati a un sindaco come Gentilini che metteva al primo posto per la prima volta nella storia delle amministrazioni il cittadino come attore protagonista. Gentilini è stato un amministratore che ha amato con grande dedizione la città di Treviso, dalla cui comunità è stato molto apprezzato il cordoglio del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Addio a Giancarlo Gentilini, un grande sindaco, un grande alpino, un grande veneto, un grande leghista. Il messaggio del segretario della Lega Matteo Salvini affidato ai social. Il Veneto lo ricorderà sempre come un grande amministratore che ha governato la sua città con fierezza, dimostrando un grande legame con la sua comunità. Così Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta. La Lega oggi perde un pilastro, un uomo che ha rivoluzionato il modo di fare politica. È il ricordo del segretario provinciale del Carroccio, Dimitri Coin. Lo ha fatto sempre con quella caratteristica di cui la politica oggi è più deficitaria, cioè il coraggio. Le sue scelte sono sempre state scelte coraggiose. E poi c'è l'esercito dei sindaci leghisti, trevigiani e no, cresciuti, avendo davanti la figura di Gentilini, un faro per la loro amministrazione. Un amministratore fortemente legato alla sua città, il papà degli amministratori locali del Veneto, perché è stato, diciamo, quello che ha aperto la strada poi in tanti territori a far crescere la Lega come un modello di buon governo e di buona amministrazione. Voglio ringraziarlo per quell'esempio che ha dato a me, giovane sindaco, quando, venendo dai suoi amici a Ponte di Piave, mi ha ricordato che il sindaco doveva essere un grande megafono. Abbiamo perso un gran bel punto di riferimento, forse oserei dire il punto di riferimento per noi sindaci della Lega soprattutto. Ha cambiato il modo di fare il sindaco con la gente, tra la gente. In tanti stanno ricordando Gentilini in questi giorni, in queste ore, tanti leghisti, ma qualche volta Gentilini è stato lasciato solo? Ma intanto bisogna dire che tutti i leghisti, tutti in genere gli amministratori, tutti quelli che hanno fatto politica, soprattutto la sua parte naturalmente, hanno dato molto meno di quello che hanno ricevuto da Gentilini. Quindi siamo e sono tutti in debito, adesso è diventato un debito spirituale. È rimasto, sì, qualche volta lui d'altronde passano gli anni, è vero, e una persona anziana, sono anch'io anziano, piacerebbe anche essere coinvolto qualche volta, a parte che lui non serviva perché bastava che aprisse bocca e quindi c'era il megafono e quindi quello dettava, era il momento, come dire, la notizia del giorno. Però qualche volta, insomma, il fatto anche di vederlo, dicevo, proprio veramente un rimorso, veramente, perché un po' qualche settimana che non lo vedevo, ci vedevamo, ci incontravamo, soprattutto qualche volta lo chiamavo, e dico devo chiamare, ecco, notando che qualche giorno, poi ti accorgi che non lo vedi, dopo qualche giorno che non lo vedi, qualche settimana, dico lo devo chiamare, poi non sono stato bene, domani lo chiamo, ma ripeto, c'era questa convinzione, lo chiamo adesso, fra 10 giorni è la stessa cosa, perché non contempli mai che possa morire assolutamente, e quindi ho questo rimorso pure io di non averlo sentito, magari lo sentivo per l'ultima volta, però noi ci eravamo sempre sentiti in modo... Diciamo che magari soffriva un po' il fatto di sentirsi ogni tanto, sì, certo, si sentiva messo in disparte forse. Ma non è disparte, magari non c'era quell'attenzione che anche naturale, dico tra virgolette purtroppo, anche naturale, e naturalmente sapendo ancora la carica che aveva, sapendo quello che aveva fatto, magari si aspettava un coinvolgimento ancora maggiore, ripeto, era una sua convinzione, e in effetti qualche volta, e infatti Beppi Basso in una scena che abbiamo fatto a tempo fa, mi raccomando, chiamate Gentilini, chiamatelo, lui non voleva niente, chiamarlo, perché già il fatto di essere chiamato
Poi succede quello che succede a noi anziani, come dire, ho avuto tanti messaggi ma poche strette di mano, ma questo è inevitabile, ormai ci abbiamo fatto il callo, voglio dire. Ma tollerava il linguaggio dell'epoca moderna, questa è una questione di età, magari io ho 73 anni, è la stessa cosa, però ho fatto, come dire, di vizio che si vuol fare. Senta, generale, ci sono due polemiche di cui dare conto. La prima, la più recente, martedì c'è Consiglio Comunale, conferma. Era già previsto, alle 17:30, è stato spostato alle 18:30. Ci sono già delle prese di posizione, come quella dell'avvocato di Fratelli d'Italia Fabio Crea, che è critico e dice che si poteva anche spostarlo. Martedì, lo ricordiamo, ci sono i funerali di Gentilini. Secondo lei va spostato? Ma le critiche sono anche qualcosa di non elegante, no? In questi casi. Devo ricordare che a fine aprile noi abbiamo, per obbligo di legge, se no si creano tanti di quei problemi, perché non si può spendere più, si deve approvare il bilancio. Quindi c'è questo obbligo che è assolutamente entro il 30 aprile bisogna approvarlo. Quindi tutta una serie di documenti, di passaggi. Mi pare che fosse, anzi sicuramente avevamo discusso, si era discusso, se mandarlo avanti di un'ora o era l'ideale secondo me, di non farlo e di rimandarlo. Però non si è potuto. Evidentemente se si è deciso di farlo con un'ora di ritardo, ma comunque il 29, vuol dire che purtroppo per una serie così di passaggi obbligati di legge non era possibile rimandarlo. Non mi sembra di far polemica. Certo, il rispetto pure mio avrebbe voluto che non si facesse il Consiglio. Evidentemente non è possibile, non è stato possibile, è tutto lì. Non mi sembra uno strumento così da strumentalizzare per far polemica, non esiste, insomma. Però c'è una polemica già in atto che riguarda il centro sociale Django. Ieri c'è stata quella manifestazione, quel corteo ieri sera, sono stati pronunciati, scanditi slogan anti-Gentilini, ci sono diverse prese di posizione, ne ha parlato la nostra Bozza in collegamento. Lei mi dica adesso dal punto di vista Django o non Django, le sembra una cosa giusta questi che, come dire, colgano l'occasione di la morte di un sindaco che comunque è stato ben voluto, è stato amato, ha dimostrato, si poteva, come tanti persone certamente più di spessore di questi del Django, non so chi siano, che hanno detto sì, non condividiamo. Guardi che abbiamo fatto, c'è altro compagno mio, essendo ormai il più anziano del Consiglio, Vernier, che ha parlato come presidente dell'ANPI domenica in piazza, ha fatto l'intervento in buona parte su Gentilini, pur ribadendo la distanza delle idee, la distanza, ma la stima della persona, il riconoscimento della persona che ha dato tutto, che ha dato dimostrazione di come si amministra. Poi, per carità, in un'amministrazione, guai se non ci fosse, c'è la maggioranza e c'è la minoranza, e forse la minoranza è forse più importante della maggioranza affinché si faccia un certo percorso. Ma sfruttare in questo momento è veramente una cosa squallida e veramente porta a dire che quel centro con quelle persone è una cosa inutile e dannosa per la città. Va sgomberato? Si vedrà se si potrà, secondo me, se questo è il comportamento, secondo me la migliore cosa è sgomberarli, perché se devono aspettare il funerale di una persona come Gentilini, 96 anni quasi, per attaccarlo, una persona che è lì, non ha più vita, per dire cose che hanno sempre detto e che anche quelli che piangono hanno detto, cioè anche quelli che non erano dalla sua parte lo piangono dicendo queste cose, cioè non condividiamo, però onori alla persona, si qualificano, è Gentaglia. Le chiedo, siamo veramente addirittura d'arrivo, che cosa le mancherà di più di Giancarlo Gentilini? Ma manca, ripeto, la presenza,
sono quelle cose, cosa ti manca? Non ti accorgi nemmeno che sta lì, lo vedi, ci parli, ci scherzi, lo incontri, perché lui sapeva, comunque Susegana era il suo punto di riferimento, se anche poi si appoggiava a Renato, insomma, il ristorante di fronte. Non vederlo più, poi se ti accorgi quando succedono queste cose a caldo lo piangi e ti dispiace. Poi la mancanza vera, la nostalgia ti viene con il passare degli anni e dei mesi, quindi probabilmente, certamente ne sentiremo la mancanza nei prossimi anni, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Allora, vi posso mostrare l'epigrafe che è stata diffusa da pochi secondi. Addolorati per la sua scomparsa, ma lui vicino in questo viaggio senza ritorno, lo ricordano insieme a tutti quelli che gli hanno voluto bene, la moglie Maria con Mauro, i figli Antonio con Michela, Stefano con Cinzia, il nipote Francesco e tutti i familiari e parenti delle famiglie Gentilini, Bozzo, Sapini, Ugliai. Si uniscono gli alpini con l'ANE, le associazioni combattentistiche d'arma, portatrici del mitico messaggio Dio, Patria e Famiglia. Nella chiesa interna, all'obitorio dell'ospedale Cafoncello di Treviso, sarà allestita la camera ardente lunedì dalle 9 alle 16 e martedì nella sede municipale di Cassugana dalle 10 alle 14. Il rito delle esequie sarà celebrato, come sapete, martedì appunto alle 15:30 nel Tempio di San Nicolò a Treviso. Non voglio fiori ma opere di bene per amore dei miei cittadini, il virgolettato appunto di Giancarlo Gentilini. Lo ripeto, non voglio fiori ma opere di bene per amore dei miei cittadini. Posso dire, mi permette solo una cosa, intanto la credibilità, perché tutti parlano e poi fa il bene alla città, il primo restauro delle mura, mille altre cose che grazie alla sua credibilità personale ha saputo attrarre risorse da imprenditori. Treviso è ricca di imprenditori, ma che giustamente tante volte non si fidano. Con Gentilini, come si, hanno messo la mano in tasca e hanno pagato, sovvenzionato opere, ripeto, il primo restauro delle mura fu grazie a degli imprenditori pezzo per pezzo che lo dissero in la porta di San Tommaso, a tante altre cose, infrastrutture sarebbero impossibili perché non c'erano i fondi europei che hanno messo in moto, quindi grazie a lui, e questo è un dato di fatto, perché quando si parla sembra che invece il mondo imprenditoriale, che è importante e non è stupido, dava grossa fiducia a Gentilini. Mi lasci poi dire la delicatezza, perché io a questi che parlano bene e razzolano male, preferisco chi parla male ma razzola bene. In un funerale anche importante il sacerdote che officiò la cerimonia disse: guardate che Giancarlo Gentilini abita intanto in una casa popolare, lui ha abitato sempre in una casa popolare, si poteva permettere qualcosa di più, sempre, non ha voluto mai cambiare casa in Viale Montegrappa. E è talmente popolare che nella scala c'erano diversi extracomunitari. Dice: guardate, sapeste come aiuta i bambini, la moglie tiene i bambini mentre i genitori vanno, e lui quanto si dà da fare per, come dire, per documentazione, per cosa, affinché questi extracomunitari potessero prendere la cittadinanza, potessero lavorare. Questo era il vero volto, al di là delle cose. Quindi a questi che invece fanno le dimostrazioni per la gente che non ha casa, poi i proprietari di casa magari cercano di cacciar via se c'è qualche povero che non riesce, perché questi poi sono le persone che escono per strada, ripeto, è come parlano bene ma poi razzolano male. Dice: no, fate voi perché io ne parlo, ma poi se c'è, come dire, da mettersi in mezzo, meglio che fate voi. Quindi questi sono ricordi importanti e veri di un personaggio, ripeto, che tante volte per il quale tante volte se si fermava la battuta che non nasceva, figuriamoci se era razzista Gentilini, però faceva la battuta sincera, che tante volte era pesante. Politicamente scorretto. È scorretto. Ecco, tutto l'incontrario che sta succedendo adesso, questo politicamente corretto che sta distruggendo tutto, lui era proprio l'opposto di 180 gradi. Grazie a voi. Generale Iatincelli. E condoglianze alla signora Maria, che è veramente splendida, è stata sempre splendida. Penso che sia stata la sua,
come dire, la sua vita per questi anni, ha fatto vivere questi ultimi 7-8 anni veramente in modo giusto, e condoglianze anche ai figli, naturalmente a Stefano e Antonio. Grazie generale, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, ad Alessandro Granziere e Marco Gagliazzo dalla regia. Subito dopo la sigla c'è il meteo, poi agricoltura con Lucio Zanato, Cook Academy, e a seguire alle 14:40 Il segreto del suo volto, un film drammatico del 2014. È tutto, noi rientriamo in diretta con l'edizione regionale alle 18:30. Grazie davvero, buon proseguimento di giornata.